Siamo qui a parlare della Varosandra e di due aspetti particolari della Varosandra, l'aspetto prettamente geologico e quello invece più geomorfologico, quello che prevede l'evoluzione della valle, la formazione delle cavità e poi diciamo quello che è la genesi dell'aspetto odierno. Perché la Varosandra è veramente una finestra dal nostro punto di vista geologico, geomorfologico, sull'evoluzione di tutto il Carso e come particolare finestra ci illustra un momento della storia complessa, della storia geologica. Dobbiamo fare uno sforzo di fantasia, i geologi sono pieni di fantasia, dobbiamo fare uno sforzo di fantasia per ricreare un mondo che oggi assolutamente è scomparso perché era il mondo di genesi di queste rocce. È una genesi marina, quindi era un mare circondato da scogliere, un mare molto bello in cui a tutti noi piacerebbe andare in barca o prendere il sole, e sul fondo di questo mare si depositavano sedimenti che erano il residuo di resti organici di conchiglie, conchigliette, conchigline che morivano e si depositavano sul fondo, precipitazione chimica diretta, resti di alghe, di coralli e così via, che man mano diciamo, davano origine a sedimenti che riempivano il mare. A un certo momento, e quindi siamo qui, diciamo, è finito il Cretacico, incomincia la prima parte del Paleocene, come lo chiamano i geologi, quindi qualche cosa come 60-50 milioni di anni fa. A un certo momento questo, diciamo, momento di sedimentazione tranquilla, di mare beato, finisce perché? Perché verso est, verso nord, incominciano a risalire e a crescere le montagne schizzate verso l'alto per la compressione fra diciamo, fra l'Africa e l'Europa per essere assolutamente brevi. E quindi incominciano ad arrivare al mare non più belli, fossili e queste cose qui, ma incominciano ad arrivare i depositi, diciamo, di erosione delle montagne che sono quelle rocce che adesso danno origine al flysch, cioè arenarie, marne, che sono depositi di tutt'altro tipo. Ecco che quindi noi abbiamo questo Waffer che è dato da rocce calcaree, queste belle rocce bianche qui che vediamo intorno, francamente marine, e poi sepolte da altri sedimenti. Il peso dei sedimenti che man mano si vanno accumulando trasformano questi depositi sciolti in roccia, si chiama littificazione. E quindi cominciano a formarsi le prime rocce che dopo un poco vengono anche loro coinvolte in questo raccorciamento crostale fra l'Africa e l'Europa e quindi vengono prese, premute, compresse e devono adattarsi ai nuovi spazi. Come se non bastasse, quest'area qui, quest'area della Varosandra, è quasi una cerniera fra quello che succede molto più a ovest, quindi nel Carso classico, nel Friuli, e quello che succede invece molto più a est, nella Ciceria e nella parte che oggi è Slovenia. Questo raccorciamento, queste pieghe che incominciano a generarsi, si generano delle pieghe, poi naturalmente le pieghe non bastano più perché siamo su origine, incomincia a frammentarsi la roccia, si generano quelle che noi chiamiamo faglie e praticamente pian piano, diciamo, la parte geologica incomincia ad assumere un aspetto particolare. Se noi guardiamo con un po' di fantasia, dimenticando che c'è la valle dietro di me, qui davanti, si notano queste pieghe. Vedete, il Monte Carso ha come una piega che poi si raddrizza quasi e poi lì dove in fondo c'è la Varosandra si forma un'altra piega e poi un'altra. Praticamente quelle che noi chiamiamo una sinclinale, un'anticlinale, cioè queste pieghe che generano, che sono il risultato del raccorciamento crostale. Non basta questo raccorciamento e quindi bisogna che non solo si pieghi ma anche incominci a frammentarsi, a rompersi la roccia per occupare sempre meno spazio. Ed ecco quindi per esempio che si forma la faglia del vallone, lì dove c'è tutta quella vegetazione, diciamo il monte ha fatto così, quindi è sovrascorso quasi sopra se stesso, e anche dall'altra parte della Varosandra, quindi in destra della Varosandra, la piega ha portato a sovrascorrere, a fare tutta una serie di faglie che sono le mamme, come posso dire, di tutti quei gradoni che noi vediamo, gradone, faglia, tutta una complicazione tettonica che indubbiamente è complicata, ci vuole la fantasia del geologo per capire, però con un po' di pazienza, guardando bene le sezioni geologiche, le cose dalle vedette da questi punti di vista, diciamo, pian pianino riesce diciamo, a essere un pochettino più chiara. Su questa situazione geologica che si stava creando perché diciamo, abbiamo avuto il restringimento, le pieghe, le faglie e così, abbiamo poi l'inizio del
innalzamento di queste rocce che a quei tempi erano ancora più o meno sotto il mare o molto profonde così, e abbiamo le prime immersioni. Quindi queste pieghe, queste faglie, questa forma particolare incomincia ad emergere, viene fuori dal mare, incomincia a pioverci sopra, ci incominciano ad agire i fiumi, per cui pian pianino, diciamo, la morfologia cambia completamente, e nel cambiare questa morfologia è guidata da che cosa? È guidata dalle rocce su cui l'acqua agisce. Quindi vengono scavate, l'acqua preferisce scavare dove ci sono le pieghe in un senso, dove viene l'altro, incomincia a scavare dove ci sono le faglie, le fratture, le cose che più la guidano in qualche maniera. Ecco che quindi, diciamo, questa valle, che incomincia molto, molto più in là, un corso d'acqua che incominciava molto a est, arriva e sbocca verso il mare, diciamo, seguendo man mano, diciamo, l'innalzamento del Carso, la frattura di tutte le rocce che sono dietro di noi. Ci vorrebbe come una specie di film per vedere tutte le immagini che si sono succedute nell'arco di 30-35 milioni di anni di storia, geologica naturalmente, con morfologie, con forme, con valli completamente diverse da quelle che vediamo oggi. Comunque sia, diciamo, questa crescita del rilievo, queste forme geologiche che man mano incominciano a essere esposte al pian pianino generano da quella parte lì, perché abbiamo, diciamo, verso la parte di Zaule, la parte slovena, Capodistria, quelle cose lì, abbiamo molto più flis, molto più rocce facilmente rodibili, ecco che quindi abbiamo tutti questi colli, colletti, collettini. Da questa parte qua invece ci sono i calcari, sono rocce forti, rocce che resistono e danno forma a tutte queste balze rocciose, a questi rilievi e queste cose qui. Nel frattempo comincia ad agire anche il carsismo, perché? Perché noi sappiamo che nel momento in cui piove acqua dolce o arriva acqua dolce da parte dei fiumi, l'acqua più anidride carbonica dell'aria aggredisce il carbonato di calcio che forma le rocce calcaree e incomincia pian pianino a scioglierlo. Lo scioglie in superficie, formando doline, formando i carren, cioè tutte quelle forme su cui siamo abituati a camminare e andare a cercare funghi quando è il caso. Ma ci sono anche molte fratture, ci sono i piani di strato dentro cui l'acqua pian pianino entra, allarga queste vie, percola, va pian pianino verso il fondo perché cerca di arrivare al livello di base, al livello del mare, eccetera, e incomincia a generare tutto quanto un reticolo di grotte. Se andiamo bene a vedere il sistema di grotte che c'è in destra della Varosanda, quindi Montestena e le sue balze rocciose, notiamo che le grotte sono tutte quante sì figlie dell'acqua che penetrava dentro, però si sono evolute seguendo la geologia. Perché? Perché le faglie, gli strati, le cose guidano il percorso di queste nostre cavità, che quindi in pratica si sviluppano dall'alto verso il basso e dall'alto verso l'interno del Monte Stena, perché verso di là portavano gli strati, le faglie, queste cose, eccetera. Molto probabilmente i primi tempi queste acque confluivano tutte, certo per vie molto piccole che adesso non esistono più, diciamo verso il grande bacino carsico del Timavo, del Carso classico. Abbiamo però delle evidenze che dopo un poco queste cose sono cambiate e quell'area della Varosandra ha incominciato a vivere da sola perché le sue acque hanno cominciato a essere sbarrate da faglie, da avvenimenti, per cui, diciamo, si è evoluta al di dentro della valle, non interessando più, diciamo, le grotte del Carso classico. Pensiamo, non so, alle grotte di Basovizza, alla Schilan e a tutte quelle grotte là. Ecco che quindi qua pian piano, seguendo i piani di strada, si sono evoluti più piani di cavità che hanno portato ad un diffuso reticolo di grotte che portavano sorgenti, oserei dire probabilmente, non soltanto verso, diciamo, la grotta di Bagnoli, l'antro di Bagnoli, ma anche verso altre sorgenti che oggi qui non troviamo più perché sono state sepolte e chiuse da avvenimenti posteriori.
Monte Stena e Monte Carso erano un tutt'uno, erano un qualche cosa, diciamo, di quasi unito. Il corso d'acqua non andava dalle parti di Bagnoli, ma veniva, passava alle mie spalle, andava dritto avanti, diciamo, proprio verso la città di Trieste e ha inciso queste valli, quindi Moccò era parte, un fianco delle valli, finché il tutto si è rialzato ancora più violentemente. E parlo, così scherzando, geologicamente parlando, di 7-8 milioni di anni fa. 7 milioni, 8 milioni di anni fa abbiamo avuto a livello globale una crisi, specialmente a livello di Mediterraneo. Il Mediterraneo si è chiuso, disseccato, il livello di base è piombato giù in maniera molto, molto, molto decisa, e quindi tutti quelli che erano corsi d'acqua che scorrevano sulla superficie, grotte che si evolvevano così, si sono trovati improvvisamente come in alta montagna, e il torrente Rosandra ha inciso questa nuova valle, incidendo, tagliando le grotte che c'erano, tagliando tutto quello che c'erano, seguendo questa piega e in qualche maniera, diciamo, guidato dalla geologia. Questa erosione ha portato a tutto un insieme di frane, franette, movimenti che hanno modificato un poco il percorso. Se noi guardiamo, per esempio, si vede appena lontano la chiesa di Santa Maria di Siaris, è posizionata su un corpo di frana che una volta era molto più alto e poi brum, è scivolato giù. Perché? Perché il corso d'acqua gli stava erodendo, gli stava minando le basi. Qui dove stiamo più o meno noi, anche tempo fa è avvenuta una grande frana, specialmente diciamo un pochettino più avanti, che ha praticamente sbarrato il vecchio percorso, spingendo il Rosandra verso Bagnoli e costringendola a incidere questa valle da questa parte e poi sfociare nella piana di Zaule, mentre una volta probabilmente sfociava direttamente, diciamo, dalle parti di Trieste, San Luigi, tutte quelle cose lì. Sono venute così, diciamo, alla luce le cavità, che erano dei tratti di gallerie che drenavano l'acqua e che adesso, incise, eccetera, consentono, diciamo, di entrare al di dentro. Si sono generate piccole sorgenti, laghetti temporanei, in un momento di evoluzione che vede in pratica il Rosandra che sta ancora incidendo, perché se pensate che il Rosandra è a livello del mare, ma qui continua a incidere la roccia, quindi vuol dire che proprio è una valle, diciamo, per i geologi, è una valle decisamente giovane, moderna. Voi mi direte che una valle che ha qualche milione di anni è vecchia. In verità per il geologo 1 milione, 2 milioni di anni sono il tempo normale di evoluzione di forme di un certo significato. Ecco, quindi adesso che abbiamo più o meno visto questo modello genetico, questa idea di come si è evoluta la grotta, possiamo assaporarne meglio i minuti particolari. Perché? Perché tutti questi avvenimenti hanno un significato, una storia. Ecco che quindi, se vogliamo fermarci a guardare, diciamo, le rocce così come sono oggi, ci accorgiamo che in verità sembrano grigie, però se si va a vedere più da vicino, all'interno di questo grigiume ci sono, sono dei fossili, sono alveolini, numuliti, cioè delle conchigliette, degli organismi che vivevano a mare, che praticamente erano probabilmente i paleontologi mi fucileranno, però erano come dei piccoli polipetti che si costruivano man mano che crescevano, si costruivano una stanza più grande secondo forme particolari, quindi forme rotondeggianti, forme globeggianti, dipendeva, diciamo, in maniera così. Poi il guscio veniva, eccetera. Però facendo attenzione, nella roccia si vede questo, il biancheggiare di questi fossili particolari, che sono indici, diciamo, di questo particolare periodo che è il Paleocene e l'Eocene, in cui le alveoline e i numuliti erano particolarmente abbondanti. Poi finisce il bianco e si notano, specialmente guardando verso sinistra, verso sinistra sopra la ferrovia, si notano delle rocce grigie molto friabili, nelle quali l'acqua incide, tanti solchetti, tante cose, praticamente le disfa, le rompe, le distrugge abbastanza velocemente. Quelle sono le marne. Le marne sono dei depositi fini che sono come l'equivalente solidificato delle argille, delle sabbie molto fini, diciamo che sono i primi depositi marini di materiale che arriva. E poi dopo le marne incominciano le arenarie, cioè dei banchi di roccia un poco più dura, più potente, che sono dati dalla cementificazione di sabbie, sabbiette, sabbiettine più grossolane e così via. Le marne assumono, le marne e i calcari, le marne e le arenarie assumono un colore marrone perché? Perché gli agenti atmosferici ossidano
la parte di componenti metallici che ci sono all'interno di questi depositi, di queste rocce, quindi tutti gli ossidi di magnesio, gli ossidi di manganesio, e si ossidano e prendono questa patina marron. Ma se noi prendiamo uno strato di arenare tutto marron e lo rompiamo all'interno, diventa grigio, perché la roccia all'interno è una roccia grigia, solida, calcarea, che contiene un sacco di frammentini, di quarzo, di felspati, di miche, cioè tutto materiale che distrutto dalle montagne arrivava al mare. E quindi ecco che noi possiamo anche divertirci ad analizzare, diciamo, le diverse forme di roccia. Possiamo poi analizzare le morfologie, cioè le forme conseguenti. Ne abbiamo già parlato, diciamo, la destra del Rosandra, le pendici del Monte Stena, se si va a vedere bene, sono fatte a gradoni, nel senso che ci sono dei gradoni bianchi che fuoriescono, sotto il gradone non si vede perché è coperto dalla vegetazione o si vede solo poco, ci sono le marne che sono facilmente erodibili, poi sotto le marne ci sono di nuovo i calcari, eccetera, e quindi è un aspetto a gradoni che è il risultato della erosione differenziata di rocce dure come i calcari e rocce tenere come le marne. Certo che le rocce dure e le rocce tenere sono una sopra l'altra perché c'è una ripetizione legata, diciamo, a tutta una serie di faglie che da una situazione così ha portato tante scaglie una sopra l'altra. Ogni scaglia ha un gradone, ogni scaglia ha un gradone. Si vede poi la piega in cui è impostata la cascata della Varosandra, quella sotto il paese di Buttazzo, una cascata di 30 metri che è impostata su una piccola faglia, però è al nucleo di una sinclinale lungo cui scorre il fiume e da cui il Rosandra, anzi i due rami del Rosandra, diciamo, si alimentano scorrendo e precipitando nelle valli. Se andiamo poi invece in sinistra, si notano queste balze rocciose che, diciamo, immergono e sono il fianco dell'anticlinale che forma invece il Monte Carso. L'anticlinale del Monte Carso poi si piega e finisce e termina nel Flis, diciamo più in là, nella parte dove c'è la sorgente di Bagnoli, dove la geologia cambia completamente perché questo è il mondo calcareo e da là in poi ci sono un mondo di Flis, di arenari, è completamente diverso come morfologia. Si possono ancora notare per esempio gli andamenti tortuosi della valle e del fiume, che sono il frutto diciamo della guida da parte del fiume, non soltanto degli strati ma anche delle pieghe, delle fratture e così via. Cioè la forma che assume le valli è il risultato, il connubio, diciamo, fra l'erodibilità delle rocce e la loro geometria, nella loro geometria nello spazio. È certamente difficile immaginare all'interno del Monte Stena cosa c'è, così sembra un monte secco, un poco di vegetazione e così via. Se invece noi con un poco di fantasia incominciamo a entrare dentro il Monte Stena, così come aveva fatto l'acqua man mano che stava formando la valle, ecco che possiamo incominciare a vedere le gallerie, per esempio, diciamo, alla base, sopra il verde, dove c'è le prime macchie, diciamo, di roccia, ecco lì c'è il contatto fra le marne e i calcari e l'acqua entrava dentro perché le marne la sostengono, scioglieva i calcari e entrava dentro. Quindi all'interno, diciamo, del Monte Stena abbiamo 1, 2, 3 livelli. Abbiamo il livello della Savi, abbiamo il livello della Grotta Martina, abbiamo il livello della Fessura del Vento, cioè tutta una serie di complessi di gallerie che emergono verso la montagna, d'accordo, che sono il frutto, diciamo, del progressivo abbassamento e incarsimento del Monte Stena. È difficilissimo da immaginare, ma insomma con un po' di fantasia forse si riesce, se no da speleologi ci si fa aiutare, si va dentro, sempre con l'attenzione, perché le grotte sembrano facili, ma sono delle cose da affrontare con le dovute cautele, forse ancora più delle cautele che ci vogliono per arrampicare qui in valle. Dall'altra parte invece il Monte Carso è anche una struttura a sé stante molto, molto interessante, in cui però, come posso dire, le vicissitudini hanno fatto sì che anche se ci sono grotte, più che tanto non abbiamo potuto trovare. Sicuramente c'è una grotta molto interessante che è la Caverna degli Orsi, che è abbastanza alta in quota, che è un qualche cosa che una volta era una caverna, proprio tipo una galleria Sandrinelli, in cui per inciso ci vivevano animali, ci dormivano gli animali, mangiavano gli animali, quelle cose lì, che poi
il cui ingresso poi è stato sepolto e nascosto da crolli e che è stata scoperta appena recentemente. Sappiamo comunque che all'interno del Monte Carso c'è tutto un reticolo di cavità e di grotte che portano l'acqua che si inabissa in Slovenia negli inghiottitoi di Bekaucisla, cioè nella parte, chiamiamola calcarea, del Monte Carso che va dentro la Slovenia, e che comunque aiuta queste acque a confluire verso il sistema sorgentifero di Bagnoli, che è un sistema sorgentifero abbastanza complicato, nel senso che desta sempre meraviglia scoprire che ci sono 3-4 sorgentine piccole che vanno in piena in momenti diversi, di cui una resta sempre pulita e l'altra invece durante le piene porta anche materiali così. Ma queste sono le storie del Carso, insomma le complicazioni di un reticolo molto complicato che ha una storia decisamente antica, una storia che noi con difficoltà riusciamo a capire e di cui oggi vediamo soltanto frammentini messi in luce, diciamo, dall'erosione, dai depositi attuali e quelle cose lì. Ecco, quindi diciamo che se la Varosandra è uno splendido, la Varosandra è quella che dal punto di vista formale va definito un geosito, anzi oserei dire un geoparco, perché geosito vuol dire che è soltanto qualcosa di meraviglioso dal punto di vista geologico, ma poi sono tante altre cose che vanno dalla preistoria alla storia, alla natura e così, che fanno della Varosandra un unicum, come dicevate tutti quanti voi sapete molto bene. Però diciamo che questo unicum geologico della Varosandra è assolutamente particolare, perché è l'unico corso d'acqua che incide i calcari con questa forza, con questa cosa in Italia. È uno dei pochi corsi d'acqua che incide i calcari a livello del mare. E quindi la Varosandra è un geosito, un qualche cosa che va vissuto dall'interno, percorso con una certa attenzione anche ai particolari, alle rocce, quelle cose lì, oltre che naturalmente ai fiori, ai fiorellini e a tutti gli animali che ci vivono, queste cose qui. Quindi sì, il mio invito è quello di visitarlo con occhio geologico, ricordando che sì, sappiamo molto della sua evoluzione, ma qualcosa c'è ancora da scoprire. Probabilmente bisognerà continuare nell'esplorazione delle grotte per vedere se continuano ancora avanti così. Gli speleo subacquei hanno incominciato a fare delle esplorazioni dentro i laghi, dentro diciamo, le parti allagate delle cavità, ma le visite speleo subacqueo sono molto difficili, sono pericolose, non sono sicuro l'ideale. Dobbiamo ancora collegare la nostra geologia con la geologia diciamo, della parte slovena, perché è un tutt'unico, è un punto proprio di cerniera e di importanza generale per la parte geologica slovena, per la parte geologica italiana, e ancora un mondo da cominciare a conoscere meglio e a migliorare meglio con le conoscenze, specialmente dal punto di vista delle acque, che una volta erano sfruttate, diciamo, per piccole sorgenti dai romani, ma che continuano a restare ancora oggi per noi degli ottimi, chiamiamoli così, riserve naturali di acqua per motivi di emergenza, anche se non sappiamo ancora bene fino a che profondità ci sono acque, come queste acque sono unite e così via. Comunque, insomma, è un mondo, quello della Varosandra, geologico, ancora ben noto, ma ancora da continuare a conoscere e conoscere ancora meglio.